Non si ferma il Catania, la squadra di Giovanni Ferraro non domina, ma con una prestazione solida riesce a battere il Licata Aldino Liotta per 2-1 e portandosi ad altri 3 punti in uno dei match di cartello della terza giornata del girone I del campionato di Serie D. Per i rossazzurri si tratta della terza affermazione consecutiva dopo quella del Ragusa e quella casalinga col San Luca, ottenute di fronte a quasi 15.000 spettatori. Gli etnei volano a quota 9 in classifica, in prima posizione con il Lamezia Terme, mentre i padroni di casa, che pur avendo meritato in alcune occasioni migliore sorte, rimangono ancora fermi al palo a 0 punti. Sentiamo i 2 allenatori. Mister, possiamo dire che anche oggi Licata ha raccolto meno di quello che ha prodotto anche dal punto di vista del gioco? La partita l'abbiamo vista tutti, credo che quella che ha macinato il gioco è stata la mia squadra e loro una squadra che hanno giocato diverse volte in ripartenza e cercavano della profondità sulle ripartenze. La mia squadra ha giocato, ha palleggiato bene, ci siamo persi forse negli ultimi 20 metri, però abbiamo fatto un buon calcio contro una squadra di questo spessore che forse 2 di questi che annoverano in rosa valutano tutti come budget la mia squadra. Però malgrado questo diciamo che la mia squadra ha fatto una buona partita, sicuramente abbiamo raccolto poco in questo inizio stagione perché abbiamo giocato bene, però abbiamo fatto 0 punti. Oggi meritavamo secondo me almeno di uscire con un risultato di pareggio. Credo che quello che si è visto poi in aria è palese, a parti invertite sarebbe stato secondo me diverso. Ecco, le decisioni arbitrali non sono state condivise, lucide. C'è stato un episodio, un fallo di mano, poi un gol in sospetto fuori gioco. No, io parlo del mani in aria, magari l'arbitro non l'ha visto, ma riguardo la linea l'ha visto palesemente, per cui comunque a prescindere dal rigore non dato, io sono contento per come si è espressa la squadra, per come ha giocato contro una squadra di grandi firme e questo non si è notato. Io ho visto solamente una squadra che giocava, cercava di costruire e un'altra che si difendeva e ripartiva. Ok, domande? Mister, abbiamo visto oggi un cambiamento nell'assetto tattico con Rotulo un po' che agiva liberamente tra le linee del Catania e questo ha messo un po' in difficoltà la squadra. Era una mossa esclusivamente per questa partita oppure sarà riproponibile anche la Non lo so, abbiamo cambiato durante la gara diverse volte il modulo, anche in altre circostanze. L'avevamo preparata con 2 trequartisti e una punta, cercando di fare molta densità in campo, dentro il campo e cercare di giocare tra le linee. Direi che il gol trovato loro, un Eurogol, li ha avvantaggiati perché credo che fino a quel momento la situazione era molto in equilibrio e la mia squadra stava cercando di giocare, di fare calcio. Però il gol ci ha un pochettino tagliato la gamba perché ha trovato veramente il gol della domenica. Subito testa mercoledì adesso. Testa mercoledì, è chiaro che adesso si gioca mercoledì domenica, dobbiamo ripartire da quello che di buono stiamo facendo, la prestazione. Credo che una squadra se fa la prestazione prima o poi il risultato arriverà. Il problema sarebbe se la squadra non giocasse, non avesse un'identità. La squadra è viva, ha identità, ci sta girando in questa maniera, però dobbiamo insistere, lavorare e sicuramente i risultati arriveranno. Cosa salva la sua squadra? Perché noi negli anni abbiamo visto squadre blasonate che sono scese qua, tipo il Palermo. Ha imposto il suo gioco. Oggi il Catania noi non abbiamo visto imporre il suo gioco. Sicuramente, oggi abbiamo giocato 3 giorni fa, alla fine il gioco non è facile imporre un gioco su un campo così, forse Licata qualche anno fa era inferiore come adesso, ho visto una squadra più bassa, una squadra giovane, una squadra aggressiva, una squadra che gioca bene, ho visto le 2 partite che ha fatto, hanno fatto sempre partite uomo contro uomo, un allenatore coraggioso, alla fine non è facile, voglio dire, perché non è,
cioè il Catania non è che vince perché si chiama Catania, il Catania vince perché bisogna metterci degli ingredienti importanti in campo, i giocatori lo stanno mettendo con l'applicazione, siamo dal 3 agosto qui, man mano aumenta la nostra famiglia, bisogna gestire il gruppo, bisogna far giocare tutti quanti, poi bisogna fare gli importanti, cioè non è che una squadra vince perché si chiama Catania, una squadra vince che si chiama Catania, con i giocatori, con l'approccio del pubblico, con la società, con l'allenatore, con lo staff, questi erano gli ingredienti, perché alla fine guardiamo i punti, poi vogliamo guardare al gioco, alla fine il Catania ha fatto 3 partite a 9 punti, questa è la cosa più importante, perché guardiamo il punto, poi trovare sempre qualcosa che non va bene, per me come pensiero popolare, bisogna elogiare a questi ragazzi, bisogna stare bene. Poi dico, tutte le squadre che giocano il Catania fanno una partita a ritmo alto, aggressivo, poi darsi la domenica dopo non giocano il Catania e fanno partite in un'altra versazione per questo. Cioè noi dobbiamo essere pronti con lo spirito che abbiamo avuto, sull'1-0 abbiamo il primo tempo, vogliamo fare il 2-0, non l'abbiamo fatto, il secondo tempo ci siamo abbassati un po' troppo e nel momento abbiamo fatto anche il secondo gol, che poi alla fine abbiamo preso gol nel recupero che si poteva pure evitare.